l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive società. Si invita pertanto gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insieme dello sport. Grazie.
Amici appassionati di futsal, buonasera e ben ritrovati dal Pala Olgiata di Roma. Stanno facendo il loro ingresso in campo Roma e Active Network, che si contendono i 3 punti validi per la 28ª giornata del campionato di Serie A. Tra poco andremo ad approfondire tutti i temi principali di questa partita. Intanto, nel periodo non collegato, diciamo così, al centro del campo la formazione Under 23 giallorossa, che ha da poco conquistato la Coppa della Divisione, un trofeo che ha voluto condividere qui con il pubblico di casa. Una Roma che continua a fare incetta di trofei sia a livello di Under 19, adesso è arrivata anche questa grande soddisfazione con la vittoria della Coppa della Divisione, che ricordiamo ormai da un paio di stagioni si gioca a livello di Under 23 con la squadra guidata da Daniele D'Orto. Torniamo a concentrarci su questa 28ª giornata. Dicevamo Roma che in questo derby del Lazio ospita l'Active Network, una Roma che cerca punti importanti in ottica terzo posto, continua se vogliamo poi il duello a distanza con il Napoli, punti importanti in palio qui nella capitale anche per l'Active Network di Massimiliano Monsignori, che invece è ancora in piena corsa per una posizione nei playoff. Foto diritto da una parte e dall'altra, noi ne approfittiamo per darvi lettura di quelle che sono le due formazioni. Maglia numero 2 Ercolessi, 11 Michel, 13 Ducci, 15 Borollo, 16 Ceccarelli, 17 Seferi, 18 Avellino, 19 Marceligno, 20 Fortino, 23 Di Eugenio, 26 Cutruneo e 28 Rodriguez. Questi gli uomini a disposizione dei Fabrizio Reali. Risponde l'Active di Massimiliano Monsignori, maglia numero 1 per Braconcini, 4 Grasso, 5 Davì, 7 Fermino, 10 Curri, 11 Ferretti, 13 Degan, 14 Caverzan, 19 Cesaroni, 20 Perez, 21 Bloch, 23 La Medica. Come detto, questi gli uomini a disposizione di Massimiliano Monsignori per un Active che ha bisogno di punti per continuare a coltivare le speranze playoff. Anche la squadra arbitrale di questa partita, formata da Antonio Nappo della sezione di Ercolano, Salvatore Freccia della sezione di Catanzaro. Al crono siederà invece Angelo Bottini della sezione di Roma 1. Sarà la Roma a giocare il primo possesso di questa partita in quintetto, con Ducci tra i pali, Avellino, Michel, Fortino e Marceligno. C'è Perez in porta per l'Active, insieme a lui ci sono Grasso, ex Sporting Sala Consilina, maglia numero 4. Cerchiamo di capire anche il quintetto dell'Active. Caverzan sicuramente maglia numero 14, maglia numero 20 per Perez. Questo è il quintetto dell'Active. Aspettiamo il fischio d'inizio. Come detto, sarà la Roma a giocare il primo pallone di questa partita. Attendiamo il fischio che arriva in questo momento ed è la Roma a giostrare il primo pallone. Subito la salita di Ducci, pallone imbucato per Fortino che gira di prima su Michel, sbaglia qui il pallone diretto a un suo compagno di squadra. Arriva la palla persa per la Roma. Avevamo dimenticato Ferretti in quintetto per l'Active Network, ci scusiamo, ovviamente rettifichiamo subito. Michel può puntare in 1 contro 1, rientra sul destro e calcia. Subito un cambio tra l'altro per Fabrizio Reali, che ha tolto Marceligno e ha inserito Cutruneo. Poi qui Michel va a ripulire la sua metà campo spedendo il pallone direttamente oltre la linea di fondo dalla parte opposta. Dunque Perez, Caverzan, Ferretti e Davì. E Grasso, chiedo scusa, in quintetto per l'Active Network. Occhio qui al brutto pallone perso dalla Roma. È provvidenziale l'uscita di Ducci.
che è andato a chiudere su block. Pallone toccato all'indietro per Grasso, che quasi involontariamente stava per sfornare un assist per Ferretti. Buona chance qui per l'Active ad 1 minuto praticamente dall'inizio di questa partita. La Roma che ritrova il possesso. Fortino, Cutruneo prova ad andarsene a Grasso, allunga la traiettoria del pallone. C'è Perez all'interno della sua area di rigore che controlla e ha già rimesso in moto Grasso. Ferretti può sfidare in 1 contro 1 Avellino, che legge con anticipo le intenzioni dell'ex Ciampino. La Roma però perde un altro pallone e allora il possesso è sempre dell'Active. 1 minuto e mezzo andati nel corso del primo tempo. Fortino prova ad indirizzare sul secondo palo 2 volte Cutruneo e 2 volte Perez a rispondere. Prima Fortino e poi sulla doppia conclusione di Cutruneo. Andiamo a vedere il replay. Ha provato prima col piattone Cutruneo e poi a coordinarsi quasi al volo. È stato bravo Perez, che ha preferito non rischiare. Michella prova a calciare sulla scodellata di Lucio Avellino. Corner per la Roma. Avellino scodella, Fortino calcia. Aveva impattato benissimo il pallone Rodolfo Fortino. Era rimasto immobile Perez, che ha controllato la sfera sfumare oltre la linea di fondo. Buon recupero qui di Cutruneo. Pallone per Michella. Roma che perde un tempo di gioco e alla fine l'Active si rifugia in rimessa laterale con il tocco di Caverzan su Michella. La rimessa della quale si incarica Lucio Avellino. Pallone imbucato dentro per Fortino, che sulla conclusione chiedeva un tocco con il braccio di Grasso. Proteste timide direi di Rodolfo Fortino. Roma che si guadagna comunque un altro calcio d'angolo. Avellino va in mezzo, Grasso stavolta pulito con la spalla. Occhio che l'Active prova ad attaccare in campo aperto. Provvidenziale Ducci sulla transizione di block. Miguel cambia lato, riesce a servire Cutruneo. Avellino, Fortino prova il doppio scambio di prima con Michel. Cutruneo mette ordine, Fortino addomestica il pallone e dà ossigeno alla manovra della Roma. Qui Cutruneo lascia sfilare involontariamente il pallone recuperato da Ducci. Il pallone in avanti è un passaggio praticamente a Perez, che prova ad alzare il ritmo dell'Active. Prende possesso della metà campo della Roma. Block, si gira, calcia, trova le mani aperte di Ducci. Sarà corner per l'Active. Si fa vedere Grasso, pallone arretrato per Caverzan. Altra deviazione di Fortino e altro corner per i ragazzi allenati da Monsignori. Occhio qui al pallone dentro per Block, che era riuscito ad anticipare di Eugenio. Non ha trovato però la deviazione vincente verso la porta di Ducci. Marceligno perde il pallone. Fermino calcia. Arriva Ducci a bloccare centralmente il pallone. La pressione dell'Active vincente, che sta togliendo un po' di ossigeno alla fase di costruzione della Roma. Active che però qui butta via il pallone. Sarà rimessa dal fondo per le mani di Ducci. Corre il cronometro, 16:37 da giocare nel corso del primo tempo. Ha spazio Lucio Avellino, che trova una traccia per Marceligno. Si torna da Avellino, Fortino dietro ad orchestrare l'azione della Roma. Viene scippato però del pallone da Grasso, che calcia, recupera però sul suo stesso errore Fortino, che prova a far ripartire l'azione della Roma. Avellino non riesce a trovare Marceligno e allora Ferretti
con calma, chiede a Thiago Perez di salire, serve il pallone all'ex portiere tra le altre della Sandro Abate che prova ad andare lungo. Pallone che sfila direttamente sopra la traversa, riparte la Roma. Avellino trova corto Capitan di Eugenio stasera con l'assenza di Dimas ad indossare la fascia di capitano dei giallorossi. Ferretti sulla pressione di Seferi riesce a tenere il pallone, Caverzan prova a chiudere l'1-2, arriva secco l'anticipo di Avellino, poi Di Eugenio non riesce a tenere in campo il pallone, palla persa dalla Roma, rimessa laterale in arrivo per l'Active. Primi minuti in questa partita anche per Paolo Cesaroni, uno degli uomini di maggiore esperienza a disposizione di Monsignori. Entrato in campo anche Curri in maglia numero 10, Curri che ha provato qui la scorribanda con il diagonale che si è perso oltre la linea di fondo. Seferi a controllare il pallone con il mancino. Avellino si fa vedere, riceve Di Eugenio, cerca un'imbucata per Marcelinho che non arriva e allora Avellino dentro da Seferi, arriva la chiusura di Ferretti che allunga il pallone in rimessa laterale, campo anche per Degan, per Monsignori. Di Eugenio, rotazioni sulle due panchine da una parte e dall'altra. Seferi, Ercolesi, anche lui appena entrato in campo, riesce a trovare Marcelinho. Di Eugenio con calma, torna da Marco Ercolesi, eccolo Di Eugenio, doppio scambio con Ercolesi, il pallone transita per i piedi di Seferi, l'anticipo di Curri, prova a tenere vivo il pallone Degan, ci è riuscito secondo gli arbitri, ma lo stesso Degan poi se lo è di fatto allungato oltre la linea di fondo e allora Roma che riparte quando se ne sono andati i primi 5 minuti del primo tempo. E al Pala Olgiata è ancora 0-0, ha avuto un paio di buone chance l'Active, sono state poi anche un paio di conclusioni da parte della Roma. Occhio qui a Degan che calcia, buca Ducci e l'Active sblocca la partita. 14 minuti 43 secondi, l'Active sblocca il derby con il gol di Degan, 1-0. Andiamo a vedere il replay, la suolata di Ferretti, il mancino di Degan ha provato in spaccata Ducci, ma è stato bucato dalla conclusione di Degan, premiato diciamo così il buon inizio di gara dell'Active, sicuramente molto presente e molto reattivo in questi primi 5 minuti. Ercolesi, Marcelinho, Ercolesi non riesce a trovare Di Eugenio, Cesaroni per un attimo, Ferretti prova a tenere vivo il pallone, alla fine Ercolesi senza pensarci su troppo va a spazzare direttamente dalle parti di Thiago Perez. Ferretti, Cesaroni pressato da Di Eugenio, riesce a trovare una traccia per Degan, prova a gestire il possesso l'Active Network. Degan dentro da Cesaroni che ha un po' di campo e prova a fronteggiare in 1 contro 1. Marcelinho gli sporca il possesso, recupera il pallone ma non riesce a servire Seferi, sarà rimessa laterale per l'Active. Ferretti attacca l'Active 1 contro 1 su Ercolesi, quasi surplus. Ferretti che si appoggia con l'esterno a Curri che torna proprio da Ferretti, cerca il taglio Curri, voleva premiarlo Ferretti dopo il rimpallo, il pallone è buono per Perez. Ducci comodamente recupera con le mani, prova a far correre Ercolesi. Arriva un'altra palla persa per la Roma che deve provare a reagire dopo il gol dell'1-0 dell'Active che ha sbloccato questo derby del Lazio con il gol di Degan. Ercolesi, buona lettura sulla linea di passaggio di Ferretti che va da Degan, che calcia stavolta, è provvidenziale Ercolesi a salvare praticamente sulla linea con Ducci che era completamente ormai battuto. Andiamo a rivedere la traccia di Ferretti per Degan, conclusione mancina, salvato un gol praticamente fatto Ercolesi.
ma ancora il mancino di De Gann a creare pericoli per la Roma. Ferretti con il piatto, stavolta debole, leggibile la conclusione, blocca Ducci, ma è molto bravo Ferretti a sprintare in difesa e a sfilare il pallone ad Ercolesi. De Gann in buca dentro proprio per Ferretti, leggermente troppo lungo il suggerimento. Fortino prova il controllo, arriva il raddoppio, perde il pallone. Cesaroni si avventura nella metà campo della Roma, poi preferisce ragionare e transitare per i piedi di Curri. De Gann, Cesaroni, il taglio in diagonale per Curri. Anche qui buona l'idea di Cesaroni, meno buona l'esecuzione, ne viene fuori una palla persa dall'Active e una rimessa per la Roma, che sembra non aver trovato il bandolo della matassa per attaccare la difesa schierata dell'Active. Ha costruito un paio di buone occasioni, ma da palla da fermo la squadra allenata da Fabrizio Reali sta funzionando la pressione messa in campo da Massimiliano Monsignori. Fortino qui prova ad arrivare sul pallone di Marcelinho, che però è troppo lungo, e allora sarà rimessa dal fondo per le mani di Thiago Perez. Qui arriva il fallo di Cutruneo, duello fisico con Grasso, che ovviamente ha più chili, più stazza di Cutruneo, è riuscito a tenerlo a distanza. A proposito di esperienza, Monsignori si gioca anche la carta Trindade Davi, che proprio all'Active ha trovato, diciamo così, una seconda giovinezza, carriera lunghissima tra Pescara, Rieti. Quella di Trindade Davi, che adesso si incarica di battere il calcio di punizione. Caverzan, De Gann e poi Grasso con il tacco, e stavolta serve un super intervento di Ducci. Una grandissima parata di Ducci, che non ha visto partire il pallone sul colpo di tacco di Grasso. Pallone scodellato per Davi, che calcia in maniera sporca al volo, e allora la Roma riesce ad allontanare. Cutruneo può puntare Davi, preferisce transitare per i piedi di Avellino, poi Michel calcia, pallone sull'esterno della rete. Ha provato a liberare il destro, il numero 11 giallorosso. Pericolo scampato per l'Active. Qui Grasso cerca il taglio di Caverzan, che ringrazia comunque il suo compagno di squadra. Pallone imbucato dentro per Fortino, mai lasciare mezzo centimetro di spazio a Rodolfo Fortino, che anche in questa circostanza aveva trovato il piccolo varco per girarsi e calciare. Conclusione che gli è uscita male dal mancino. 1 minuto e 27 alla metà del primo tempo. Active avanti 1-0 al Pala Olgiata contro la Roma. Decide il gol di De Gann. Davi si appoggia di testa su Caverzan. Arriva un fallo fischiato ai danni di La Medica. Sta attingendo comunque a tutta la sua panchina Massimiliano Monsignori, che, se non vado errato, ha già fatto ruotare, ad eccezione ovviamente del portiere di riserva, ha già fatto ruotare tutti gli uomini a sua disposizione. Davi, pallone imbucato per Grasso, arriva l'anticipo di Michel. Avellino può calciare, pallone sotto le gambe di Perez, pareggia il derby la Roma con il gol di Lucio Avellino. 10 minuti 58 secondi, la Roma impatta e fa 1-1, ha segnato Lucio Avellino. Intanto le nostre telecamere vanno a pescare Capitan Dimas in tribuna. Bello anche l'abbraccio tra Avellino e un altro degli assenti in maglia Roma stasera, ovvero Biscossi.
Avellino che dopo il gol è andato ad abbracciare proprio il suo compagno di squadra seduto in tribuna. Ha pareggiato la Roma che adesso ha a disposizione questo 3 contro 2, la deviazione sulla conclusione di Fortino. Prova ad attaccare l'Active, pallone di La Medica che non trova però nessun destinatario, ha impattato il derby la Roma. 10 minuti 34 secondi. Credo, se non abbiamo visto male, che il prossimo possesso sarà time out per l'Active. Gol di Lucio Avellino a rispondere a Degan 1-1, tutto in equilibrio e Roma che attacca. Il velo di Rodolfo Fortino, Marcelinho con l'esterno da Avellino, di Eugenio, controllo e scarico di nuovo su Avellino. Si transita per i piedi di Rodolfo Fortino, spalle alla porta, riesce a dare aria alla manovra della Roma. Di Eugenio, Marcelinho, dentro ancora da Rodolfo Fortino, è lì ad aspettare l'Active. E la Roma con il giro palla prova a guadagnare campo, spetta quasi un errore della difesa dell'Active. Marcelinho, di Eugenio, ancora per Lucio Avellino, in buca dentro per Marcelinho che prova a girarla di prima per Rodolfo Fortino. Buona trama con pazienza da parte della Roma che si guadagna un altro calcio d'angolo. Avellino a battere il corner, l'imbucata per Di Eugenio, stava per arrivare l'autogol di Grasso, sfortunato in questa deviazione. Tra l'altro parabola strana dopo il tocco di Grasso, quasi un colpo sotto, quasi un cucchiaio che stava per mettere fuori causa Thiago Perez. Pallone scodellato, Marcelinho al volo, La Medica impatta, sarà ancora rimessa a Roma e non riesce ad arrivare il time out per Monsignori, perché l'Active di fatto nell'ultimo minuto di gioco non è ancora riuscita a ritrovare il possesso di palla. Pronti anche Ceccarelli ed Ercolesi. Pallone scodellato per Marcelinho, non era facile trovare la coordinazione giusta. Eccolo qui il possesso per l'Active e in allegato arriva il time out chiamato da Massimiliano Monsignore. 9 minuti 36 secondi da giocare. Il derby tra Roma ed Active è fermo sull'1-1, prima Degan e poi Lucio Avellino. Una riconquista qua, ne abbiamo perse 2, dobbiamo stare attenti, non possiamo giocare qui, lavoriamo con questo giocatore per farlo uscire, lui viene qua per portare qui il loro terzo giocatore, loro qui vengono forti, ok? O abbiamo lo spazio per farlo uscire in parallela, oppure giriamo e andiamo a mettere la palla sopra, non giochiamo qua. Non portiamo la partita così perché loro sono forti. Esatto. Adesso loro hanno tanti ragazzi giovani che mettono una pressione enorme. Il contropiede lo spingono subito, non è che pensano. Non giochiamo troppo qui, adesso giochiamo un pochino più dirette, allunghiamo il pivot, ma non lo imbuchiamo centrale. Abbiamo detto o in diagonale o dalla porta. 10 secondi. Fischio degli arbitri a sancire la fine del time out. Qui al Pala Olgiata si ripartirà con il possesso per l'Active e la rimessa dal fondo per le mani di Thiago Perez. Cesaroni dentro il pallone per La Medica che ripulisce per Ferretti. Scambio tra Ferretti e La Medica. Bravo Ferretti a gestire con calma sulla pressione di Ceccarelli. Ferretti trova Grasso. Ancora Ferretti che prova a saltare in 1 contro 1 di Eugenio. Riesce con il fisico a difendere il pallone Ferretti. Ancora Grasso, ha guadagnato campo però l'Active con l'iniziativa di Ferretti. Grasso gira il pallone proprio per Ferretti che la lascia lì, ma arriva il fallo commesso dalla Medica che è andato con un blocco a favorire l'avanzata di Ferretti. Questo nel futsal non si può fare, punito con un fischio La Medica. Ceccarelli qui perde il pallone, ma c'è tanta under 19 in campo anche stasera per la Roma.
qui Ceccarelli va a spingere su Grasso, spinta vistosa, non punita però dagli arbitri. E allora Ducci alza la testa, vuole Ceccarelli, trova come destinatario però Tiago Perez, e allora l'Active può ripartire. Ducci è bravo a leggere, anticipa di testa il pallone diretto a Paolo Cesaroni. Rimessa Active, battuta da Cesaroni. Curri, possesso ancora del numero 10, ancora Cesaroni. Ferretti, pressato da Marceligno che cerca l'imbucata per Bloch, viene fermato dalla difesa della Roma di Eugenio Scodella, non trova nessuno. Altra rimessa laterale, fuori Alessio Di Eugenio. Minuti ancora per Michel. Cesaroni, Ferretti, Cesaroni, prova il giro palla all'Active, pallone imbucato dentro per Bloch. Cesaroni, Ferretti, 1 contro 1 su Marceligno, buona giocata di Ferretti, poi Ducci non riesce a controllare il pallone. Rimessa laterale per l'Active, 7,5 da giocare nel primo tempo, 1-1. Cesaroni attacca, bravissimo Michel che ha letto con largo anticipo le intenzioni di Paolo Cesaroni, si è messo davanti con il corpo e ha recuperato il pallone. Michel, Marceligno dentro da Ceccarelli, buono lo scambio tra Ceccarelli e Marceligno, prova a girarsi Ceccarelli, occhio al contropiede che stava per svilupparsi per l'Active Network, non preciso qui nella rifinitura, diciamo così, Cesaroni. E allora la Roma si riguadagna il possesso con la rimessa laterale. Ducci alza la testa, va corto da Ercolessi che imbuca per Ceccarelli. Michel, 1 contro 1 su Cesaroni. Ercolessi, Ceccarelli di prima da Michel che perde però troppo tempo, viene scippato del pallone, attacca a tutta velocità l'Active. È buonissimo quell'intervento di Ercolessi, occhio che Ceccarelli a scampo spalancato, Marceligno calcia, Tiago Perez spara, Marceligno che forse poteva servire il rimorchio centrale di Ceccarelli. Sfuma questa occasione della Roma. Cambi veloci in panchina per Fabrizio Reali che ha tolto nuovamente Michel. Fortino, qualche difficoltà nel controllo ma il pallone è ancora il suo. Ercolessi vince il contrasto con Cesaroni, poi arriva l'uscita di Tiago Perez. Curri a pilotare il pallone, prova ad andare dentro da Bloch, un paio di contrasti, alla fine è il solito, direi Ferretti, il primo ad arrivare e a provare a mettere ordine nell'attacco dell'Active. Cesaroni, prova a servire Bloch, palla persa dall'Active, torna in campo Seferi per la Roma. Scambio tra Avellino ed Eugenio, Seferi di prima per Fortino che controlla ma si trascina il pallone in rimessa laterale. 5 minuti 48 secondi, 1-1. De Gan prima per l'1-0, poi il pareggio di Lucio Avellino. Tutto all'interno della prima metà di questo primo tempo. Curri alza la testa, imbuca, Avellino anticipa, Avellino calcia, pallone deviato e altra rimessa laterale in arrivo per, anzi calcio d'angolo per la Roma.
Calcio d'angolo di cui si incarica come sempre Lucio Avellino. Direi sotto controllo la situazione falli, 2 commessi dalla Roma, 1 dall'Active. Pallone scodellato, Fortino al volo. Ducci deve recuperare la posizione velocemente, che praticamente il rimpallo si stava trasformando in un tiro in porta. Avellino alza, Perez chiama il pallone a Grasso, lo controlla all'interno della sua area di rigore. Ferretti, Grasso scodella questo pallone per Ferretti che lo mette giù col petto, prova a servire Bloch che torna da Ferretti che torna da Bloch. Non male questa combinazione dell'Active, leggermente troppo arretrato però il pallone di ritorno di Ferretti. Di Eugenio riesce in qualche modo ad arrivare proprio su Ferretti in anticipo, poi il pallone lungo, finisce a terra Grasso e poi Fortino con un colpo di tacco dolcissimo regala alla Roma il gol del vantaggio. Controllo, colpo di tacco, finesse di Rodolfo Fortino, 2-1 per la Roma. Andiamo a rivedere, controllo, colpo di tacco, meraviglia di Rodolfo Fortino. Non abbiamo visto se ci fosse stato o meno il fallo. Vediamo se da questo replay, no, non riusciamo a capire se ci sia stato intervento falloso di Rodolfo Fortino. Vibranti le proteste della panchina dell'Active. Andiamo a vedere proprio Grasso a colloquio con gli arbitri. Grasso che, come detto, chiedeva una spinta di Rodolfo Fortino. Splendido comunque il gol del 2-1 del bomber giallo-rosso. Grasso qui prova ad andare sul secondo palo ad 1 millimetro dal 2-2, blocca. E adesso la partita si è accesa. Rimessa dal fondo per le mani di Ducci. Avellino prova ad andare dentro da Seferi. Riconquista il pallone la Roma. Fortino. Seferi prova a sfidare praticamente uno contro tutti. L'Active finisce col perdere il pallone. Besart Seferi, colonna dell'Under 19 giallorossa. Possesso dell'Active. Fermino, Bloch in qualche modo riesce ad aggiustare il pallone per Grasso. Curri, Fermino, Bloch, prova a servire Rodolfo Fortino, stava diventando quasi un assist il tocco di Bloch. Alla fine Fortino tocca solamente il pallone, lo allunga in rimessa laterale. Qui il contrasto tra Fermino e Cutruneo. Possesso della Roma con l'imbucata per Cutruneo che se ne va a tutta velocità e calcia. Bravissimo Thiago Perez. A 200 all'ora a prendersi questa imbucata Cutruneo. Occhio al pallone all'indietro per Lucio Avellino che libera il destro. 3 minuti 26 secondi. Ha ribaltato il derby. La Roma con la delizia di Rodolfo Fortino.
Rimessa laterale per l'Active. Le indicazioni di Rodolfo Fortino e i suoi compagni di squadra, esperienza e leadership per il numero 20 della Roma. Giocatore infinito, Rodolfo Fortino. Thiago Perez torna da Grasso, quasi a fare il pendolo. Cutruneo che comunque toglie un tempo di gioco all'Active. La pressione di Rodolfo Fortino che porta la palla persa dell'Active e la rimessa in favore della Roma. Michel Ercolesi, Michel torna da Marco Ercolesi. L'imbucata letta con largo anticipo da Bloch che scambia con Caverzan. Se ne va Bloch che prova ad andare con il destro. Buona chiusura e lettura difensiva, ma questa non è una novità per Lucio Avellino. L'imbucata dentro per Bloch che prova a servire il pallone di ritorno a Fermino. Pallone imbucato dentro, di testa Fortino, blocca Ducci e la Roma con calma può ripartire. Michel Fortino, Michel prova a tornare da Rodolfo Fortino che si scusa con il suo compagno di squadra. Non aveva nelle gambe anche questo scatto Rodolfo Fortino che infatti lascia il campo sostituito da Marcelinho. Thiago Perez. Avellino va a spingere De Ganna. Vediamo qual è la decisione degli arbitri, se rimessa laterale o calcio di punizione. Sarà semplice rimessa laterale per la Roma e allora arriva anche il time out che era stato chiamato da Fabrizio Reali. 2 minuti e 11 secondi alla fine del primo tempo, vantaggio iniziale dell'Active con De Ganna, poi l'1-1 di Avellino e il 2-1 con un colpo di tacco di Rodolfo Fortino. Una cosa, se la palla va fuori e possiamo ripartire veloci, altrimenti chiama, non sono organizzato. Esatto, devi capire solo se sto, altrimenti chiama e ci organizziamo. Adesso sempre o 2 o 3 una palla su di loro. È inutile adesso giocare in 4-4. Poi, altra cosa, mancheranno 2 minuti alla fine, quindi bene la difesa. Secondo me ci sta mancando un po' il fatto di partire e frenare per smarcarci un po' di più, perché arrivano aggressivi. Quindi parto e freno, o altrimenti qualche blocco in più per liberare il compagno. Ok? Da regalarci il time out di Fabrizio Reali. Non siamo ovviamente riusciti a cogliere tutte le indicazioni dell'allenatore della Roma. Sarà proprio possesso giallo-rosso con rimessa laterale per Lucio Avellino. Michel Ercolesi, Avellino, ancora Lucio Avellino che alza questo campanile. Sarà rimessa laterale per l'Active già battuta con Ferretti a gestire il pallone. Apre per Thiago Perez che prova ad andare lungo da Grasso. Per un attimo la Roma, Grasso la lascia lì per Ferretti. Grasso abbattuto da Marcelinho. In ritardo, non credo ci fosse volontarietà nell'intervento di Marcelinho, che comunque è arrivato in netto ritardo su Grasso. E Marcelinho è il primo ammonito di questa partita. Terzo fallo di squadra per la Roma. Dicevamo prima che la situazione falli, insomma, direi che è assolutamente sotto controllo per la Roma con 3. Figuriamoci per l'Active che ne ha commesso solo 1 in questo primo tempo. Squadre lontanissime dal bonus ancora.
Seguiamo questo calcio di punizione per l'Active. Grasso va dritto in porta, c'è solo la potenza nella conclusione di Grasso, che si spegne altissima sopra la traversa. Ducci va a lungo, ma è ancora un passaggio al suo omologo Tiago Perez. Ferretti prende il centro del campo, trova Caverzan, bravo De Ganna in anticipo su Miguel, bravo anche Marcelinho senza fallo a sfilargli il pallone. Qui Avellino si allunga, arriva il contrasto con De Ganna che è l'ultimo a toccare. Sarà rimessa laterale per la Roma. Avellino, Michel prova ad andare lungo da Marcelinho, buona lettura in anticipo di Grasso. De Ganna prova ad andare da Ferretti, tocco di Michel che lascia il campo ad Alessio Di Eugenio. Perez, De Ganna, buono il tocco di prima per Ferretti, ultimo minuto del primo tempo. Raddoppiato Ferretti, l'ultimo tocco di un giocatore della Roma. Ferretti, ultimi 50 secondi di primo tempo. Ferretti calcia, Avellino rimpalla. Ancora rimessa laterale per l'Active Network. Ferretti, Grasso, De Ganna, Grasso ancora a scambiare con De Ganna, ultimi 30 secondi. Tocco di Ercolesi. Vediamo se l'Active riuscirà a costruirsi un'ultima occasione. Grasso costretto ad indietreggiare, torna da Tiago Perez. Caverzan per Ferretti che prova a sprintare. A fermare il contropiede Ercolesi, che diciamo di esperienza spende questo fallo, ma anche lui viene ammonito. È il secondo cartellino giallo per la Roma dopo Marcelinho. Nove secondi da giocare nel primo tempo. Caverzan si appoggia all'indietro su Tiago Perez che calcia pallone alto. Rilancio di Ducci che non trova nessun compagno in archivio. I primi 20 di gioco al Pala Olgiata. La Roma li chiude avanti 2-1 sull'Active Network. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa e torniamo tra poco per il secondo tempo.
Ben ritrovati dal Palaolgiata, tutto pronto per il secondo tempo di Roma. Active Network si riparte dal 2-1 per i giallorossi che hanno ribaltato dopo lo svantaggio iniziale di Degan. È arrivato l'1-1 di Lucio Avellino e poi una piccola perla, l'ennesima di una carriera straordinaria di Rodolfo Fortino. Controllo di petto e colpo di tacco. Sarà l'Active che riparte con Ferretti, block Cesaroni, ovviamente Tiago Perez tra i pali e Grasso in quintetto, Ducci, Avellino, Di Eugenio, Marceligno e Fortino. Invece per la Roma si parte, è iniziato il secondo tempo di Roma Active. Grasso, Cesaroni, subito ad imboccare, subito la chiusura di testa di Lucio Avellino. Fortino, Di Eugenio in buca, lascia sfilare Tiago Perez. Active che ripartirà con una rimessa del suo portiere. Cesaroni, Ferretti, torna da Paolo Cesaroni. Grasso, la pressione di Fortino, deve uscire Tiago Perez. Pallone che era restato nella disponibilità di Fortino, che lo ha spedito però sull'esterno della rete. Qualche problemino per Tiago Perez, un problema credo ad una mano. Le nostre telecamere a pescare in panchina Massimiliano Monsignori, dicevamo dell'ottima stagione che sta portando avanti l'Active dopo la salvezza dello scorso anno. La formazione viterbese ha chance di entrare ai playoff. Chiaro che è, insomma, inutile sottolineare quanto sarebbe importante un risultato positivo questa sera qui al Palaolgiata di Roma. Si torna a giocare tutto risolto per Tiago Perez. Block, taglia il campo in diagonale, Ferretti controlla ma è costretto ad indietreggiare. Finisce in un certo senso nella trappola di Di Eugenio che gli tocca il pallone in rimessa laterale. Cesaroni pressato da Fortino. L'ultimo tocco è proprio di Paolo Cesaroni. Ducci ad imbucare, arriva l'anticipo di Grasso su Rodolfo Fortino. Grasso da block, paratona di Ducci che a mano aperta allunga in rimessa laterale. Andiamo a rivedere l'iniziativa di Grasso, il pallone per block che calcia col piatto di prima. Parata di posizione di Ducci. Altra rimessa laterale in arrivo per l'Active Network. Occhio qui a Cesaroni che di fatto serve Fortino isolato. Aspetta Marceligno, ma il pallone è troppo lungo. Qui Perez a buttare via il pallone. Allora la Roma riconquista. Ducci, Marceligno, Avellino alza il campanile. Alla fine Grasso di nuovo si rinnova il duello con Rodolfo Fortino, la lascia lì per Ferretti. Bravissimo in copertura ancora Alessio Di Eugenio. Rimessa Active, battuta da Ferretti. Cesaroni dentro da block che prova a ripulire il pallone. Cesaroni chiedeva un tocco ma la rimessa sarà in favore della Roma. Andati i primi 2 minuti del secondo tempo, sempre 2-1. Ha avuto però la chance per il 2-2 l'Active Network, neutralizzata da una splendida parata di Ducci.
Qui Fortino sul controllo, si trascina il pallone in rimessa laterale, sfuma dunque questo possesso della Roma. Ferretti riesce a trovare una buona linea di passaggio per Paolo Cesaroni, che rientra, calcia contratto, ma il possesso è sempre dell'Active. Ferretti va dentro da blocca, doppietta, anzi gol di blocca che fa 2-2. Era stato di Degan il primo gol dell'Active. Cambia poco, cambia però il parziale. Prima avanti, poi sotto, e poi ha riacciuffato questa partita la squadra di Monsignori. Posizione profonda di blocca, che si è girato, ha pizzicato il pallone con la punta, spedendolo alle spalle di Ducci per il 2-2. Avellino libera di testa. Rimessa laterale in arrivo per l'Active Network. Grasso, pallone per Paolo Cesaroni. Per un attimo Avellino, poi Ferretti. Feroce la pressione di Rodolfo Fortino, che riesce a guadagnarsi la rimessa laterale. Di Eugenio a battere Avellino. Fortino prova a gestire il possesso della Roma. Cutruneo, Avellino, Scodella. Arriva blocca in anticipo, con il petto allunga il pallone in rimessa laterale. Avellino, Di Eugenio. Tocco da parte di Bloch che favorisce Tiago Perez. Ferretti, controllo con la spalla. Guadagna la rimessa laterale. Ferretti prova a tornare all'indietro, riesce a trovare Tiago Perez. L'anticipo di Cutruneo che ripulisce il pallone per Fortino. Tunnel su Grasso. E poi si guadagna il fallo Rodolfo Fortino. Bello, bellissimo il duello contro Grasso. Cutruneo, Fortino, Cutruneo. Prova a ripartire l'Active. Cesaroni blocca Grasso. Prova a calciare centrale, blocca Daniele Ducci. Funziona ancora la pressione dell'Active, che costringe la Roma di fatto a buttare via il pallone. Occhio qui ad Avellino che scippa, blocca. Si accusa del fallo Bloch, fallo evidente. E arriva anche il primo ammonito per la squadra di Monsignori. Marcelinho ed Ercolessi per la Roma, Bloch invece per l'Active. È il secondo fallo di squadra commesso dall'Active Network in questo secondo tempo. 0 ancora da parte della Roma. Direi anche qui ineccepibile la decisione degli arbitri. Aveva perso il pallone Bloch. Nel sistema 2 in barriera Tiago Perez, sono Bloch e Davi. Marcelinho calcia, pallone alto sopra la traversa. Ha provato la conclusione diretta in porta Marcelinho. Tiago Perez, Bloch, Davi. In buca per nessuno, Ducci ha già messo in moto Avellino.
Fortino, serve Avellino! Doppietta, stavolta sì, di Lucio Avellino. La Roma ritorna avanti a 15:23 da giocare. Stavolta in versione assist man Rodolfo Fortino. Puntuale il rimorchio di Lucio Avellino, che con il piattone non ha lasciato scampo a Thiago Perez, e la Roma è di nuovo avanti. Ercolesi, Michel, Marcelinho Michel. Alza questo pallone Cutruneo, lo ringrazia comunque Marcelinho, che non aveva capito la giocata di Cutruneo. Thiago Perez, possesso active, Davi alza questo pallone, cambio in porta per la Roma, fuori Daniele Ducci, che sta facendo operazioni di stretching. Cercheremo di capire se magari è un acciacco per il portiere giallorosso. Dentro Rodriguez. Intanto scena curiosa qui al Palaolgiata. È vero che qui a Roma stanno iniziando gli internazionali, però una pallina da tennis finita al centro del campo. Gioco fermato per un attimo, si può riprendere con il possesso per l'Active Network. Corre Davi, corre la medica, spalle alla porta, non c'è fallo e la Roma prova a ripartire con Ercolesi. Il break di Ercolesi che apre il mancino. Campo anche per Burolo, non si era visto nel primo tempo. Federico Borolo, altro prodotto del vivaio giallorosso. Qui Davi non riesce a tenere in campo il pallone. Rodriguez, Michel, la gira di prima per Ercolesi. Borolo, Marcelinho, raddoppiato alla fine Davi. Torna da Thiago Perez, Degan, l'anticipo di Michel che prova a calciare. Non ha colpito bene il pallone Michel. Pallone lungo per Curri. Borolo va a commettere fallo. È solamente il primo fallo di squadra per la Roma in questo secondo tempo. Da via ad incaricarsi della battuta, il taglio di Ferretti, il pallone per Curri. Contratto da Ercolesi in rimessa laterale.
Davi torna all'indietro da Tiago Perez. Davi pressato da Fortino, si libera del pallone. Avellino per Marcelinho. Ad un passo dal 4-2 la Roma. Tiago Perez prova ad andare lungo da De Ganna. Impossibile da controllare quel pallone. Qui andiamo a rivedere la chance per la Roma. Colpo sotto di Marcelinho che aveva messo fuori causa Tiago Perez. Rodriguez stava per combinare un pasticcio qui la Roma. Si salva in qualche modo la squadra allenata da Fabrizio Reali. Rodriguez lungo da Fortino. Una rarità vedere Rodolfo Fortino sbagliare il controllo. Palla recuperata dall'Active. De Ganna chiuso da Avellino, che poi prova ad andarsene con un sombrero. Occhio a De Ganna che prova a saltare Fortino. Bravissimo anche in fase difensiva. Poi lo scambio con Fortino che finisce a terra. Non c'è fallo secondo gli arbitri. Sale Tiago Perez. Ci stiamo avvicinando alla metà del secondo tempo. 11 minuti 40 secondi da giocare. Ferretti da Tiago Perez. Davi la suolata. Il pallone è buono per De Ganna. Ha calciato male con il destro che non è il suo piede De Ganna. Rodriguez con le mani prova ad andare lungo da Di Eugenio. Non era facile addomesticare quel pallone. Ci ha provato il capitano della Roma. Rimessa Active. Ferretti, Cesaroni. Si apre Tiago Perez per dare una linea di passaggio. De Ganna tocca per Paolo Cesaroni. Grasso, Ferretti prova ad imbucare per De Ganna. Netta la trattenuta di Cutruneo, che è il terzo ammonito della Roma. Dopo Marcelinho ed Ercolesi si aggiunge all'elenco dei cartellini gialli anche Cutruneo. Block invece unico ammonito per l'Active. Calcio di punizione battuto da Ferretti all'indirizzo di Paolo Cesaroni. Prova ad andare dentro da Block, anticipato da Cutruneo. Di Eugenio alza di testa Grasso. Cutruneo bravo in anticipo, 3 contro 1. Pallone per Avellino che prova a tornare da Cutruneo. Poi Fortino. Provvidenziale Paolo Cesaroni. Netto qui il tocco di Cesaroni. Giusto a segnare il calcio d'angolo alla Roma. Qui andiamo a rivedere un controllo praticamente sbagliato di Cutruneo che è diventato un assist per Rodolfo Fortino. A quel punto però c'era poca luce per calciare per Fortino. È stato comunque importante l'intervento di Paolo Cesaroni. Corner per la Roma, 46 secondi alla metà del secondo tempo. Avellino prova ad andare dentro per un colpo di testa di Eugenio, che però non trova il pallone. E allora l'Active riparte con Ferretti. Tunnel su Cutruneo, calcia Ferretti.
Rodriguez spara. Bravo Ferretti a saltare secco Cutruneo nell'1 contro 1. Pallone imbucato dentro per Grasso, block, riconquista la Roma che riparte, fallo commesso da Grasso su Marcelinho. E allora rettifichiamo perché sono 2 gli ammoniti per l'Activ, che ha commesso anche il suo terzo fallo di squadra. Qui andiamo a rivedere la giocata individuale di Ferretti con la parata di Rodriguez, entrato ad inizio secondo tempo al posto di Daniele Ducci. Ducci forse addirittura rientrato negli spogliatoi, non lo vediamo seduto in panchina con i suoi compagni di squadra. Ci auguriamo ovviamente che non sia un problema fisico per Ducci. Marcelinho prova il controllo a seguire, ma si trascina il pallone oltre la linea di fondo. Thiago Perez, Cesaroni, Ferretti. Grasso riesce a trovare block che va dentro da Cesaroni. Puntuale in copertura Alessio Di Eugenio. Cesaroni dentro, Di Eugenio rimpalla. Activ che chiede a Di Eugenio di rispettare la distanza su questa rimessa laterale. Pallone scodellato per Grasso, controllo 2 volte col destro. Prima volta murato, seconda alto sopra la traversa. Sfuma questa chance per l'Activ. Anticipato Marcelinho, Grasso porta il pallone. Fallo commesso da Di Eugenio. A terra c'è Avellino, ma che di fatto è franato dopo il contrasto tra Di Eugenio e Grasso. Pareggiato il conto dei falli di squadra, 3 per la Roma, 3 per l'Activ. Nessun provvedimento disciplinare invece per Di Eugenio. Activ che ha un gol da recuperare, prima avanti 1-0, poi sul 2-2, ma sul 2-2 è arrivata la combo Fortino-Avellino che ha riportato avanti la Roma. Il mancino di Paolo Cesaroni per questo calcio di punizione. La rincorsa di Cesaroni che guarda la porta. Conclusione velenosa di Cesaroni che si spegne sull'esterno della rete. Qui Rodriguez non riesce a trovare Rodolfo Fortino. Thiago Perez prova a portare il pallone, trova l'imbucata su block. Cesaroni, Grasso. Pallone per block che cerca di saltare nell'1 contro 1 Avellino. Buona giocata di block che poi si ritrova lì, il pallone calcia Rodriguez. Fortino allunga la traiettoria, Ferretti in anticipo a lottare con Fortino. Poi Grasso nel tentativo di spazzare il pallone in rimessa laterale colpisce il direttore di gara. E in un certo senso ci salva anche la vita perché sembrava proprio diretta verso la nostra postazione la puntata di Grasso. Roma che ha battuto la rimessa. Fortino, Avellino di prima, troppo lungo per Marcelinho.
Ferretti, Cesaroni, block di nuovo Paolo Cesaroni, Grasso, Ferretti, block, la lettura di Di Eugenio che regala però il calcio d'angolo all'Active. Si scusa Di Eugenio che di fatto voleva servire il pallone all'indietro, Rodriguez l'ha colpito male. È rispuntato dietro i LED luminosi intanto Daniele Ducci, dunque ancora in panchina. Continua a fare movimento e stretching. Cercheremo di capire dopo quanto accaduto al portiere giallorosso. Roma che prova a ripartire dopo la conclusione, bloccata da Rodriguez. Block, intercetta, prova a servire con l'esterno Cesaroni. Provvidenziale il tocco di testa di Marcelinho che di fatto toglie il pallone dalla disponibilità di Paolo Cesaroni. Ferretti, Grasso, dentro da Cesaroni. Block, scambia con Grasso, ancora block, ultimi 8 minuti di partita. Marcelinho, Ercolesi regala il pallone a block, errore qui della Roma. Ferretti 2 volte, Ercolesi per un attimo, Grasso allunga di testa. Alla fine rimessa dal fondo a rimettere anche un po' di ordine nella partita. Rodriguez sbaglia completamente il rilancio con le mani. Ferretti con calma, adesso l'Active. Tempo c'è per rimettere in piedi questa partita. Cesaroni lungo, Avellino in anticipo, porta il pallone, apre per Ercolesi che fa sedere un avversario, era blocca. Poi è debole, centrale la conclusione mancina, neutralizzata da Tiago Perez. Quindi andiamo a rivedere, buono il dribbling di Ercolesi, gli esce debole però il pallone dal mancino. E Roma a battere la rimessa laterale. Michel vuole il tocco di Grasso. Grasso richiama gli arbitri, credo per asciugare il sudore all'interno dell'area di rigore. Gli arbitri però fanno battere la rimessa alla Roma. Michel sfida Cesaroni, poi serve Avellino che torna da Rodriguez. Grassi, Ferretti porta il pallone. Cesaroni dentro da Ferretti. Provvidenziale intervento difensivo di Ercolesi. Qualche protesta dalla panchina dell'Active, forse per un tocco di mano di Ercolesi. Sembrava però almeno in diretta pulito l'intervento del centrale della Roma. No, assolutamente no, direi giusto non fischiare. Pallone sulla schiena di Marco Ercolesi. Ringraziamo ovviamente la regia, sempre puntuale con i replay. Buon disimpegno qui dell'Active con block. Grasso, sale la pressione della Roma. Grasso trova block che trova De Gun. Rodriguez. Intanto è arrivato un fischio degli arbitri per un fallo commesso ai danni di Grasso. Andiamo a rivedere il body check di Ercolesi. Arbitri che hanno valutato non concretizzato il vantaggio per l'Active e dunque sono tornati sulla precedente situazione con il contatto su Grasso, punendo con il calcio di punizione. Attenzione perché adesso sì che la Roma deve iniziare a dare un'occhiata alla situazione falli. Sono 4-1 dal bonus, 6 minuti e 19 secondi.
C'è Davi sul punto di battuta di questo calcio di punizione da vivere con pathos questo finale di partita. Davi, Degan! Alla fine arriva un altro fallo fischiato per un blocco di block. Scusate il gioco di parole, ma calcio di punizione in favore della Roma. Eccolo qui, block che di fatto ha impedito di Eugenio di uscire sulla conclusione di Degan. 4 falli della Roma, 4 falli per l'Activ. Sono passati solamente 3 secondi su questa azione, dunque entrambe le squadre che devono fare attenzione qui. Grasso forte ma centrale, era lì ad aspettarlo Rodriguez. Time out al prossimo possesso della Roma. Qui il tocco è di Avellino, l'ultimo è Activ che potrà battere una rimessa laterale. Dunque vuole parlarci su Fabrizio Reale questi ultimi 6 minuti di partita. Vediamo se eventualmente Massimiliano Monsignori si giocherà la carta del portiere di movimento. Block, tiene vivo il pallone, Avellino lo spazza, rimessa laterale già battuta dall'Activ. Vale un po' il discorso che facevamo prima, Roma che dovrà attendere il possesso di palla per avere il time out. Ferretti prende il centro del campo, poi si allarga e prova a servire Degan. Fortino con calma da Miguel che vince il rimpallo, aveva trovato l'imbucata per Marcelinho. Provvidenziale la chiusura di Grasso. Che dopo la splendida parentesi con lo Sporting Sala Consilina si è accasato all'Active Network. Eccolo, Grasso in possesso di palla, anche lui prende il centro del campo, prova a servire Degan. L'ultimo tocco di un giocatore della Roma, Roma che non riesce ad avere il suo time out. 5 minuti 8 secondi da giocare. Degan, Grasso, Ferretti, tanti minuti in campo per Ferretti, grandissima fiducia di Massimiliano Monsignori nel numero 11. Qui block, prova l'azione personale, eccolo il time out per la Roma chiamato da Fabrizio Reali. Mettiamo un po' di ordine, 4:56 da giocare, Roma avanti 3-2 sull'Active Network. Finale assolutamente ancora non scritto qui al Palaolgiata. Impegno, determinazione, concentrazione, 10. Adesso magari ad un momento se mette qualche palla più su, quindi Rodolfo non viene più giù a giocare, Rodolfo giocherà qua. Quindi troviamo sempre una soluzione per giocare con Rodolfo. Palla qua, giriamo il corpo, se c'è diretta, altrimenti veloci, altrimenti palla qua, blocco, diagonali, sempre qua. Lui sta giocando molto davanti, anche qualche pallone qua per guadagnare il pallone la mettiamo dietro, cerchiamo di mettere avanti e poi ci manca il fatto di arrivare. Arriviamo qua, arriviamo, così li portiamo più su. Poi se escono se escono col portiere e si mettono al portiere difendiamo normali, sì. Se col portiere viene qua, questo si mette a metà strada e gli altri mancano. Le indicazioni sulla lavagna di Fabrizio Reale. Si ripartirà con il possesso per la Roma, con una rimessa dal fondo per le mani di Kike Rodriguez. (4:56) da vivere insieme. Pallone lungo di Rodriguez, l'anticipo di testa di Grasso. Partita nella partita, quella tra Rodolfo Fortino ed il centrale dell'Active Network. Rodriguez, Fortino prova ad aggiustare quasi col tacco il pallone per Ercolesi.
Rimessa laterale in favore dell'Active. Grasso, Scodella per Degan che prova a coordinarsi, era difficilissimo. Marcelinho prova ad andare da Di Eugenio, un paio di tocchi, alla fine la rimessa è della Roma. Fortino, Di Eugenio, Ercolesi, dentro da Rodolfo Fortino che prova con la suola a lasciarla lì per Fortino. Si chiude la difesa dell'Active. Ercolesi, Di Eugenio torna da Marco Ercolesi. Marcelinho, Fortino, Rodriguez, Marcelinho sbaglia il controllo e di fatto perde l'opportunità di calciare. Alla fine in qualche modo la Roma ne tira fuori una rimessa laterale. Occhio qui al pallone dentro, deviazione, pallone che sbatte di fatto su Thiago Perez. Ne esce in qualche modo l'Active. Stiamo cercando di adocchiare sulla panchina dell'Active se c'è una maglia gialla da portiere di movimento pronta. Occhio qui a Di Eugenio che prova ad andare, calcia col sinistro, Grasso per un attimo, Di Eugenio torna da Fortino, Marcelinho attacca adesso la Roma. Fortino, Di Eugenio, stiamo per entrare negli ultimi 3 minuti di partita. Di Eugenio sbaglia l'imbucata su Marcelinho, credo che arrivi, sì, confermiamo il time out anche di Massimiliano Monsignori. Vediamo anche generalmente, insomma, in queste situazioni dopo il time out potrebbe arrivare anche il portiere di movimento, ma l'Active potrebbe scegliere anche Thiago Perez. Andiamo a sentire Monsignori. Col portiere di movimento, mettiamo il portiere, ok? Sì, Renzo lo mettiamo qua, Cesa è in fondo qua, sappiamo cosa dobbiamo fare, ok? Se riusciamo a saltare il passaggio andiamo a cercare la parallela. Pazienza raga, Con pazienza, mettiti tra le linee quando la palla è sui lati per evitare che ci saltano sui 2 appoggi, ok? Perché se ci saltano sui 2 appoggi abbiamo questa palla qui o questa palla qua, ok? Con calma, il sovraccarico lo facciamo quando il capi suola in avanti, ok? Ultima forza, Deghi, sali. capi, capi. Torniamo in diretta dopo le parole di Monsignori. È Paolo Cesaroni che ha indossato la maglia gialla, è stato paparazzato in maglia gialla, ancora seduto in panchina Cesaroni. E dunque vediamo se già da questo possesso oppure dalla prossima azione Monsignori si giocherà anche la carta del power play. Curri ribalta il lato per Ferretti, Davi alza il pallone, toccato anche da Rodolfo Fortino. Grasso mette ordine, è bravo a difendere la sfera. Curri cambia lato per Ferretti, in qualche modo riesce a tenere vivo il possesso che torna però di proprietà della Roma. Conclusione di Ercolesi in spaccata. Thiago Perez, Ercolesi, Avellino, 2 minuti 40 secondi da giocare. Ercolesi, pallone che non gli è rimbalzato benissimo, ha preso un giro strano. Eccolo il portiere di movimento, fuori Thiago Perez, dentro Paolo Cesaroni. 2 minuti e mezzo da giocare e portiere di movimento per l'Active Network. Cesaroni, Davi, Ferretti deve provare ad alzare il ritmo del giro palla all'Active se vuole creare difficoltà alla fase difensiva della Roma. Curri la lascia lì per Trindade Davi.
Grasso per la conclusione di Ferretti, completamente fuori misura. E allora il primo giro su portiere di movimento per l'Active si chiude con un nulla di fatto. Gran controllo di Ercolesi che tiene vivo il pallone, lo perde Di Eugenio, trattiene Grasso, si prende un sacrosanto cartellino giallo, si accusa sportivamente Di Eugenio che ha reiterato nella trattenuta su Grasso. Attenzione però, perché è il quinto fallo della Roma. Quarto ammonito giallo-rosso di Eugenio dopo Ercolesi, Marcelinho e Cutruneo. Roma che è in bonus in questo minuto e 42 per ogni fallo subito. L'Active potrà battere un tiro libero. Davi, è chiaro che il portiere di movimento riduce, se vogliamo, il rischio per la Roma. Una fase di gioco abbastanza statica, diciamo, cui il rischio di commettere fallo è sicuramente inferiore. Roma che comunque deve prestare massima attenzione ad 1 minuto e 18 dalla fine di questa partita. Davi pensa per un attimo al destro, Grasso, Ferretti anticipato e occhio perché arriva il quinto fallo anche per l'Active Network. E dunque ora entrambe le squadre in bonus. E ovviamente per la Roma vale lo stesso discorso fatto per l'Active. Da questo momento in poi per ogni fallo subito sarà tiro libero. 1 minuto 07 da giocare, punizione battuta da Avellino per Rodriguez che alza per Marcelinho, di testa un giocatore dell'Active. Cutruneo ripulisce per Avellino, pallone di ritorno per Cutruneo che ha aperto il mancino, ha trovato Thiago Perez che tiene in vita l'Active Network. Grasso, Ferretti, rientra Cesaroni da portiere di movimento, 40 secondi da giocare e da vivere. Curry, Davi, 30 secondi da giocare. Possesso col portiere di movimento per l'Active Network. Cesaroni torna da Curry che transita per Trindade Davi. Ferretti, Grasso, Davi. Il velo di Grasso, Ferretti tiene vivo il pallone, torna da Davi. Grasso la gira di prima, Curry anche, Cesaroni prova ad imbucare. Grande intervento difensivo di Alessio Di Eugenio. 8 secondi alla fine, sbaglia il controllo Curry. Ultima preghiera per l'Active con la conclusione di Ferretti, non c'è deviazione, finisce qui con sofferenza. Nel finale torna al successo la Roma che si aggiudica il derby e batte 3-2 l'Active Network. Noi vi diamo appuntamento tra poco per le consuete interviste e ribadiamo il punteggio finale qui dal Pala Olgiata. Roma batte 3-2 Active Network e conquista 3 punti molto importanti in ottica terzo posto. Il saluto vi arriva da Mattia Esposito, grazie per essere stati in nostra compagnia.